Se andate a vedervi il primo testo, era un testo molto basilare, serviva appunto l'obiettivo principale di rilanciare questa filiera che si è andata purtroppo perdendo da troppo tempo, e quindi poi è stato un testo che è stato arricchito, abbiamo fatto le audizioni, quindi abbiamo ascoltato chiaramente tutti i portatori di interesse, principalmente comunque le associazioni che già si occupano di coltivazione della canapa, e abbiamo arricchito il testo, che tra le altre cose lo potete vedere, se qualcuno di voi ha piacere, lo trova sul sito istituzionale della Camera. Tra l'altro la settimana prossima ne discutiamo in commissione. È arrivato il testo quindi unificato e l'idea è quella di appunto chiuderlo in commissione. È una procedura legislativa più veloce, so che vado sul tecnico, ma penso sia giusto saperlo questo. È una procedura un po' più veloce, quindi non passerebbe per l'Aula, ma passerebbe per la Commissione, anche per appunto avere un iter più semplice. Essendo un argomento anche estremamente tecnico, rischia poi di perdersi insomma nella discussione dell'intera Assemblea. Quindi abbiamo optato per questo tipo di lavoro. Allora, dicevo appunto che si tratta di filiera industriale per finalità chiaramente che non c'entrano con la finalità medica, ok? E quindi riguarda tutta quella produzione di canapa ad uso alimentare, canapa per la cosmesi, canapa per la carta, per il tessile, per altri tipi di materiale. E non c'entra nulla con quanto invece viene regolamentato dal testo unico sugli stupefacenti, che è 309 del 90. Quindi per evitare chiaramente deviazioni rispetto all'uso in senso appunto di stupefacenti eccetera eccetera, abbiamo dovuto attenerci poi a quello che è il registro varietale dell'Unione Europea, quindi laddove la canapa deve avere un tenore massimo di THC, principio attivo, dello 0,2%. Ci siamo attenuti a questo come limite, tuttavia bisognerà fare una riflessione anche in questo senso, perché se andiamo a vedere a livello industriale la canapa, ad esempio negli Stati Uniti, ammette un THC dell'ordine del 3%. Parlo sempre non della singola pianta, non del contenuto di THC della singola pianta, ma della coltivazione chiaramente. Quindi non essendo poi materia su cui possiamo veramente direttamente influire, al momento siamo costretti ad applicare appunto la normativa comunitaria. Comunque lavoreremo anche su questo. Per quel che riguarda il contenuto di THC, un'altra cosa importante è definirlo, e questo invece non è normato, sia nella cosmesi che nell'alimentare. Quello sarà un altro fronte su cui dovremo vedere come muoverci. Tra i vari usi anche della canapa che vengono contemplati, quelli che vi ho detto prima, c'è anche quello per le bioenergie. Probabilmente, siccome apre un fronte anche quello abbastanza impegnativo, probabilmente quella parte lì verrà stralciata in sede di lavorazione appunto di questa proposta di legge. Avevamo messo un tetto massimo degli impianti a biomasse di 250 kW per autoconsumo. Ripeto, questo aprirebbe un bel capitolo di lavoro anche con altre commissioni, con la competenza della Commissione Ambiente, con la competenza della Commissione Attività Produttive, diventerebbe problematico. Quindi probabilmente questa parte, se la vedete, verrà stralciata. Che cosa ci ha fatto decidere per il ripristino di questa coltivazione? Adesso, lungi da me dire che la canapa, la coltivazione di canapa è un po' la panacea di tutti i mali, non è così, insomma, poi sì, certo, è una coltivazione semplice, relativamente semplice, magari insomma, chi è più esperto di me potrà dirvi meglio, ma è sì,
ha una sua, insomma, sia importanza storica che una grande versatilità, per cui dal nostro punto di vista è interessante riattivare questo tipo di coltivazione. Tra l'altro ci piaceva anche l'importanza ecologica, cioè il fatto che può agire anche come fitodepurazione. Siamo in una fase, si dice, di crisi, se vogliamo pensarla in positivo, la parola crisos vuol dire trasformazione dal greco, e quindi dobbiamo anche un po' trasformarci noi, quindi pensare anche all'agricoltura, se riesce a essere il meno impattante possibile, se si trovano altre forme di tutela ambientale, di bonifica ambientale, ben venga, insomma. Per questo ci piaceva anche come messaggio. Chiaramente un'altra cosa che volevamo portare avanti era il fatto che si rilanciasse una filiera italiana. Quindi nel caso degli impianti di trasformazione, di prima trasformazione, abbiamo messo una misura per garantire appunto che i finanziamenti che eventualmente servono per creare questi impianti di prima trasformazione siano vincolati dal fatto che la materia prima sia di provenienza italiana, okay? E abbiano questo vincolo per 10 anni. In questo modo si evitano insomma, dispersioni della filiera locale. Ci sembrava una buona idea come misura, quindi c'è un vincolo di 10 anni per gli impianti. Poi un'altra cosa, tra l'altro, visto che purtroppo è stata una filiera abbandonata negli anni, all'articolo 8 c'è la ricostituzione del patrimonio genetico, quindi il fatto che si possa ricostituire il patrimonio genetico che in un certo senso è stato conservato per il rotto della cuffia da quello che insomma è la situazione attuale. Anche quella è una cosa molto importante, perché tra l'altro chiaramente da quello che si capisce per quel che riguarda i portatori di interessi, i coltivatori stessi eccetera, le varietà italiane sono anche varietà che sono molto apprezzate anche qualitativamente parlando. Un'altra cosa che abbiamo ritenuto importante è il fatto che le sementi autoprodotte si possano usare per l'anno successivo, quindi questo serve anche un po' per evitare che ci sia una sorta di monopolio o di controllo da parte di quelle associazioni che magari fino adesso si sono impegnate per la riattivazione di questa filiera, però non vorremmo che diventasse appunto una sorta di concorrenza sleale barra monopolio e obbligasse poi gli agricoltori a restare vincolati su questo. Quindi per l'anno successivo si possono appunto riutilizzare i semi autoprodotti. Ecco, diciamo, io ho fatto un attimo una carrellata delle cose che ritengo importanti. Un'altra cosa, per il tema dei controlli, sapendo che è un tema molto delicato proprio per il discorso di questo limite del tenore massimo di THC, abbiamo identificato un organo di controllo principale che è il Corpo Forestale dello Stato. Poi per quel che riguarda i controlli amministrativi, le dichiarazioni eccetera, comunque possono farle anche gli altri organi di controllo. Per quel che riguarda il THC viene utilizzata una procedura che è presente già per quel che riguarda i regolamenti europei, quindi il regolamento 2860 del 2000 e il regolamento 796 del 2004, quindi sono modalità di campionamento del THC che insomma dovrebbero anche rassicurare gli agricoltori sul fatto che non ci siano storture sui campionamenti. Un'altra cosa importante che abbiamo ritenuto di inserire in questa legge è il fatto che durante il campionamento sia presente l'agricoltore in quel momento lì, un'ulteriore forma di tutela per evitare insomma poi che ci siano problemi. Ecco, io ho fatto un attimo una carrellata. A proposito di innovazione, c'è una cosa che mi ha colpito. Dicevo prima, la canapa non è la panacea, per carità, però è
un modo alternativo, a vedere un modo alternativo di fare agricoltura, ma anche di utilizzare ad esempio i materiali. E c'è un esempio che mi ha sempre colpito, che è quello di un palazzo di Venezia, affrescato all'interno. Questo palazzo aveva un problema di infiltrazioni chiaramente dal canale sull'acqua lungo i muri, e quindi faceva esudazione di sale sulla parte affrescata interna. Hanno voluto sperimentare appunto la canapa come materiale per la bioedilizia, quindi hanno tolto gli affreschi, hanno dato uno strato di calce di canapa, poi hanno intonacato e poi hanno rimesso l'affresco e hanno visto che c'era una buona tenuta, quindi non c'è più stato quel problema lì delle infiltrazioni. È un esempio banale, però secondo me può essere interessante per capire insomma, che dobbiamo cercare innovazioni e soluzioni diverse, appunto proprio per questo momento di crisi. Un ritorno anche al passato che può esserci però utile, insomma, ecco. Mi fermo qui intanto, dopo eventualmente insomma, se avete domande o approfondimenti per gli articoli della proposta di legge, dite. Grazie. Riguardo dovevamo quasi pregare qualcuno di moltiplicarle, le abbiamo concesse fondamentalmente alle due primarie associazioni, Assocanapa, Fibranova, poi c'era anche la produttori sementi, ma per 20 anni non hanno mai fatto un lavoro adeguato e che soddisfasse quel minimo di richiesta che c'era, cioè si coltivavano fino a 3-4 anni fa tra i 150 e i 300 ettari, per cui una cosa proprio insignificante che non alimentava l'interesse delle aziende sementiere. E con l'avvento e con il rinnovato interesse, soprattutto l'avvento del discorso di sfruttare la canapa anche per fare degli estratti a uso alimentare, a uso farmaceutico, è stato richiesto soprattutto il materiale italiano, originale, Carmagnola, Fibranova, CS. Allora, quelli che già le avevano abbiamo riaggiornato i contratti e per le nuove varietà fondamentalmente 4 dioiche e disponibili 2 monoiche. Abbiamo rinnovato il contratto e abbiamo proposto ad altre aziende che si sono fatte avanti e al momento sono 3 altri gruppi che hanno interesse e vogliono moltiplicare le varietà italiane. Dato che è un lavoro abbastanza complesso e impegnativo quello di realizzare e di moltiplicare adeguatamente il seme di canapa, fortunatamente si sono rivolti a un professionista che è la CAC, una cooperativa agricola cesenate che normalmente fa alcune migliaia di ettari di sementi, ovviamente non fa solo la canapa, fa bietola, girasole, mais e così via. E faceva conto terzi, per cui anche questa si è. Per cui probabilmente dai prossimi 2 o 3 anni saranno disponibili in adeguate quantità anche le varietà italiane. Però io approfitto proprio perché ho modo e non ho avuto occasione neanche di parlare nelle audizioni perché c'è la gerarchia, io ero lì ma non potevo dire niente e avrei voluto dire queste cose alla Commissione. Tra le varietà disponibili sono i due tipi, dioiche e monoiche. Se vediamo l'esempio di un paese che non ha mai smesso di coltivare la canapa come la Francia, che ha circa 10.000 ettari, ha solo varietà monoiche. Allora, le monoiche sono varietà che sono ermafroditi, cioè sulla stessa pianta ci sia il fiore maschile e femminile e la popolazione è uniforme, per cui è uniforme anche dal punto di vista poi della maturazione, della raccolta e non ci sono quelle problematiche legate al fatto che una parte delle piante sono mature prima e altre maturano solo il seme o fanno parte della produzione del seme. E perciò la monoicità corrisponde anche a un'esigenza di standardizzazione, di uniformità del materiale, che quando viene destinato poi a un uso industriale è un elemento fondamentale. Ma c'è anche l'effetto di maggior produzione, perché tutte le piante producono seme, effetto di meccanizzazione della raccolta, perché la presenza dei maschi nelle dioiche, cioè le dioiche sono metà maschi e metà femmine, i maschi
hanno la caratteristica che diventano come delle infestanti, cioè sono presenti al 50%, non fanno altro che fare l'impollinazione, ma poi non producono niente, a parte la fibra, nell'ottica di produrre seme soprattutto, perché uno degli orientamenti dell'attuale sfruttamento della canapa è prevalentemente per recuperare il seme. Allora, nel caso in cui si debba ottenere la maggior produzione di seme, le piante siano raccoglibili a macchina e siano standardizzate il più possibile nella maturazione, nell'uniformità della qualità della fibra, è necessario perciò puntare sulle monoiche. Allora, nella proposta di legge dove si va a dire che si dà l'opzione agli agricoltori di riutilizzare per 2 anni, per un altro anno, oltre il primo anno, ci sono 2 problematiche fondamentali. Le monoiche sono tagliate fuori da questo discorso perché l'agricoltore non è in grado di fare adeguatamente la moltiplicazione di una varietà monoica, perché bisogna farla con una certa attenzione di isolamento intanto da altre colture, perché se uno avesse di fianco un'altra coltivazione magari dioica sarebbe un mescolamento, ma anche all'interno della stessa coltura è sempre presente una minima percentuale, ma è presente, di piante maschili dioiche. Queste, se non vengono controllate, cioè eliminate per tempo, fa sì che l'anno dopo la pianta diventa quasi al 30-40% dioica, cioè tutta la popolazione si trasforma in dioica. Il fatto di diventare dioica ha quel problema che riduce la produttività in termini di seme prodotto, ma soprattutto di difficoltà di raccolta, perché le metà piante maschili, maturando prima e seccandosi prima, mettono nel momento della raccolta in circolazione una grande quantità di fibra che va ad avvolgersi negli organi rotanti delle trebbie e delle macchine usate per la trebbiatura. Questo è il motivo fondamentale per cui i francesi rendono disponibili quantità sufficienti di seme, fanno solo varietà monoiche e puntano in quella direzione. Noi tradizionalmente e ultimamente ci si è rivolti anche alle dioiche, ma non c'è mai stata la possibilità di fornire adeguatamente seme dioico, perché proprio è materialmente difficile farlo, o quando ci si riesce viene a costare troppo, perché una macchina si rompe o si fanno poca produzione, o se no bisogna ricorrere a produzioni fatte all'estero dove c'è ancora la raccolta a mano, proprio perché è talmente difficile la trebbiatura che tagliano le piante e le sbattono a mano. Per cui questa misura serve a dare l'illusione che all'agricoltore vengono fatte risparmiare 200-300 euro, ma non è utilizzabile nel caso delle monoiche perché uno non ha più quel materiale. Secondo, pone un problema di controllo e di garanzia che il livello del THC rimanga al di sotto di un certo limite, perché quando non c'è una corretta o precisa moltiplicazione e controllo da parte delle ENSE di chi c'è il problema del anche superamento del THC, potrebbe succedere, cioè si è visto che se la moltiplicazione non viene fatta con attenzione c'è questo rischio. In più considerate che l'unico ente che fa ricerca è pubblico, non ci danno una lira dal 2002 per fare miglioramento genetico, se poi tiriamo su 4 lire, perché se lei considera i 2000 ettari che ci sono stati quest'anno seminati a canapa, tutti fossero stati seminati con varietà italiane, in realtà l'80% o il 90% sono varietà straniere, ma se tutte queste fossero state concesse da noi chiediamo a chi acquisisce il diritto di moltiplicarlo una royalty tra il 4 e il 5%. Avremmo ottenuto tra i 15 e i 20 mila euro. Per cui non ci sembra che togliere anche parte di questi 20.000 euro, magari se ne danno 10 o 5 perché all'agricoltore gli si dà un aiutino di 200 euro, si faccia un qualcosa di estremamente utile per la canepicoltura. Cioè sarebbe meglio che si investisse un po' di più in ricerca, ce n'è bisogno perché il catalogo che hanno i francesi è un po' più ampio e più articolato del nostro, loro hanno varietà precoci, medio, tardive, più tardive, hanno la possibilità, offrono agli agricoltori un'ampia scelta. Non è sempre
utilizzare le strategie di andarla a comprare in Francia, ad esempio, oltre a far uscire dei soldi e alimentare un'economia estera, ma c'è anche il fatto che la canapa è molto sensibile al fotoperiodo dove è stata sviluppata e cresciuta, per cui non sempre le varietà, o quasi mai, pensate, realizzate, selezionate nel centro-nord Europa funzionano e producono adeguatamente bene anche in Italia. Di solito le varietà di canapa devono stare in un ambito di un limitato margine di spostamento, altrimenti si trasformano, diventano altre che hanno altre produttività, per cui non converrebbe fare questo lavoro. Per cui ci avete penalizzato un po', e poi soprattutto le aziende che pensano di poter aiutare, partire in una fase iniziale dove magari anche loro, le aziende che hanno acquisito i diritti da noi e ci pagano una quota di entrata. Considerate che per registrare una varietà ci vogliono 2 anni di registrazione, spendiamo 5.000 euro, che sono i soldi che chiediamo a chi ce le chiede, per cui quasi quasi recuperiamo le spese. Ci rimane nella prospettiva di moltiplicarle queste royalty, che sono il 5, il 4, il 5% sul prezzo di vendita. Chi vende dice bisogna che almeno lavori per qualcosa, se poi ne prende un anno sì, un anno no, togliamo anche a chi inizia, specialmente le aziende che sono tutte un po' start-up, proprio quell'incentivo a investire, a sviluppare, cioè fino ad ora non c'era stato nessuno, qualcuno adesso, 2 o 3 aziende si sono fatte avanti, se poi le penalizziamo anche non le aiutiamo, cioè il seme è la partenza, se non abbiamo un seme buono, se non abbiamo scelta per gli agricoltori, non abbiamo un prezzo interessante, considerate che in Francia l'agricoltore lo paga tra i 3 e 3,5 euro, da noi si arriva a pagare tra i 5 e anche 7 euro al chilo, cioè già partiamo con un prezzo quasi doppio, in più chi lo fa non ha la convenienza economica, l'unico ente che fa selezione è un ente pubblico afferente al Ministero, cioè con chi ce la siamo presi? Cioè ce la siamo presi tra di noi. Beh, attenzione, allora, la misura l'ho spiegata prima, non è assolutamente intenzionale il fatto di penalizzare un ente di ricerca. Poi è anche vero che invece si voleva evitare appunto un monopolio da parte delle associazioni che in qualche modo già A Socanapa parliamo, cioè che... non volevo fare nomi, quindi il discorso è in quella direzione. Chiaro che vista questa osservazione adesso avete assistito a un'audizione in diretta praticamente, perché funziona così, cioè il legislatore propone, fa la proposta di legge e quando si fanno le audizioni si sente la ricerca, si sentono gli agricoltori, quindi rappresentati chiaramente dalle associazioni di categoria e insomma tutte le categorie che riguardano l'argomento che si sta affrontando. Quindi io adesso per esempio, visto che la questione viene affrontata in commissione, mi sono assolutamente presa nota di questo vulnus e insomma vediamo, tiene assolutamente, ci mancherebbe. Perché purtroppo la maturazione del seme nella canapa è una maturazione scalare e quindi andando troppo presto si penalizza chiaramente la cultura perché si raccoglie seme immaturo, quindi non ha caratteristica. Andando dentro troppo tardi si perde gran parte del seme perché il seme appunto ha queste caratteristiche. Quindi occorre una modifica nella testata che dovrebbe essere analoga a quella del girasole, quindi con i denti e diciamo le coperture in modo tale da consentire a circolare la pianta. E inoltre appunto i vagli dentro dovranno essere regolati per quanto riguarda il discorso della selezione del seme. Per il taglio della bacchetta anche Con le normali vitrevie, a meno che non siano quelle autolivellanti, ci sarebbero dei problemi e spesso è successo che la canapa in certe particolari, con varietà particolari, è scappata da oltre e lì bisognerà vedremo poi come poter intervenire. Lo secondo stadio, che è chiamato lo stadio fotosensibile, cioè la pianta praticamente in questa fase è sensibile al fotoperiodo. La pianta in generale è una pianta di ciclo breve,
e ha un'induzione di andare a fiore quando il periodo di luce durante il giorno arriva intorno alle 14 ore. Ed infine, una volta che quindi è superato questa fase, ecco la fase di fioritura. La fase di fioritura praticamente chiude il nostro ciclo, nel senso che noi dovremo programmare le nostre attività in funzione, quindi seminare, preparare il letto di semi, eccetera, eccetera, in funzione della fase di fioritura, perché in questo momento che inizierà o la fase di maturazione dei semi, quindi la raccolta successiva, oppure la raccolta se vorremmo produrre esclusivamente fibra. E quindi ecco che la individuazione del migliore momento di semina e quindi di fioritura è una programmazione che noi dovremo chiaramente avere bene chiaro per poter appunto effettuare questo tipo di attività. Questo, vedete, sono le ore praticamente di luce nell'emisfero nord dove siamo noi, praticamente qui siamo intorno ai 45 gradi di latitudine nord, e vedete in questo periodo del solstizio d'estate, vedete da noi poi siamo intorno alle 15 ore di luce, qualcosa, e quindi siamo proprio in quella fase, diciamo così, di induzione, no? della fioritura. E quindi ecco il discorso che facevamo prima: le varietà possono essere divise in 3 grandi gruppi, quelle precoci, con un periodo di emergenza fioritura intorno ai 40-60 giorni, le intermedie 60-90 e le tardive da 90 a 120 giorni. Le varietà hanno questa caratteristica, poi vedremo anche nel dettaglio. Quelle varietà che sono state selezionate nel nord, diciamo così, del mondo, dell'Europa, eccetera, eccetera, sono generalmente delle varietà precoci, questo per forza di cose, perché lì i periodi utili per la coltivazione sono molto più corti, e abituate, quindi allevate in condizioni di giorno lungo. Abbiamo visto precedentemente al nord, chiaramente durante il periodo estivo i giorni hanno un numero di luce chiaramente molto più lungo, mentre quando queste vengono spostate quindi più a sud, quindi nelle parti sud del mondo, questi iniziano a fiorire molto più precocemente. Ecco il fenomeno negativo di quello che viene chiamato prefioritura. Perché succede questo? Perché lo stadio giovanile, come abbiamo visto prima, viene completato in modo molto più precoce, perché le temperature al sud sono molto più favorevoli e quindi chiudono molto prima e tendono a completare questa esigenza molto prima rispetto all'areale di origine. E poi anche il periodo delle 14 ore di luce viene raggiunto molto prima. Ecco perché da noi queste varietà raggiungono la fioritura in modo molto anticipato. Il tutto poi è complicato da un altro fatto, che è quello che la fioritura, oltre che dal fotoperiodo, è influenzata anche dalla temperatura e dalla qualità della luce. Ed inoltre la regola generale che tutte le varietà sono sensibili al fotoperiodo non è proprio così vera, perché anche tra le varietà esiste una certa variabilità per quanto riguarda la sensibilità al fotoperiodo. Ecco qui un esempio, per esempio, di una varietà che è la Futura, che è una varietà francese, una varietà monoica. Vedete che in questo caso, sia che venga coltivata, in questo caso Cadriano, che è in provincia di Bologna, o a Gheninghe, quindi 2 ambienti molto diversi, vedete sotto ci sono le date di emergenza, io sotto vi ho messo anche le date, questi sono i giorni, vedete, e nella parte verticale invece c'è il periodo di emergenza fioritura. Vedete che questa varietà comunque si comporta in modo abbastanza equilibrato, cioè ritardando le semine, il periodo, vedete, emergenza fioritura si accorcia, e non dico che la fioritura si mantiene più o meno costante, però c'è la possibilità, vedete, in tutti e 2 gli ambienti di identificare, comunque di andare a vedere quale può essere il momento della fioritura, e quindi organizzare la nostra filiera agricola in funzione di cosa noi vogliamo ottenere. In questo caso molto probabilmente sarà
Mentre guardate invece in questo caso un'altra varietà, anche questa è una varietà monoica, è la Felina, viene una varietà francese che negli areali del nord, vedete a Wageningen, si comporta in modo praticamente normale. Anche in questo caso vedete ha un ciclo abbastanza lungo se viene seminata piuttosto precocemente, mentre nelle nostre latitudini vedete a semine molto anticipate vediamo un periodo di emergenza fioritura molto corto, vedete sono 40 giorni neanche. Perché per questo? Perché essendo una varietà molto precoce soddisfa le esigenze di somma termica nelle nostre latitudini molto velocemente. Entra nella fase di sensibilità al fotoperiodo, però questa varietà non è molto sensibile al fotoperiodo, per cui va a fiore, vedete, dopo circa 40 giorni. E andando a fiore dopo 40 giorni, anche se da un punto di vista diciamo di raccolta del seme è un qualcosa che potrebbe forse andare anche bene perché è una cultura piuttosto bassa e quindi gestibile, dal punto di vista della fibra è assolutamente insoddisfacente per quanto riguarda la produzione di biomassa. E quindi ecco l'esigenza, vedete, di andare ad utilizzare varietà selezionate in Italia e adatte tipicamente agli ambienti italiani, perché quelli che provengono da altre latitudini e da altri ambienti potrebbero fornire questi, diciamo, aspetti. L'aspetto contrario invece per quanto riguarda le varietà che vengono invece selezionate del sud del mondo, che sono generalmente varietà più tardive e allevate a giorno corto, che se vengono coltivate al nord, un nord che dovrebbe essere almeno un paio di gradi di latitudine più a nord, allungano il loro ciclo fino addirittura a non raggiungere mai la fioritura. Per cui potrebbe esserci questo paradosso che noi, utilizzando questo tipo di varietà, non raggiungiamo mai il momento per cui noi appunto abbiamo fatto questo tipo di catturazione. Ecco, vedete questo esempio, le solite due varietà. Qui chiaramente è stato estremizzato, vedete, sono state portate in Finlandia, quindi l'emisfero chiaramente al massimo del nord. Vedete le barre che vedete sono la lunghezza del ciclo, vedete, e gli asterischi sono il momento della fioritura. Vedete che la fioritura arriva in un momento praticamente molto tardivo. Soprattutto per quegli ambienti, qui siamo già ad ottobre, in alcuni casi non si arriva neanche alla fioritura, per cui ecco la strategia di utilizzare questo tipo di varietà in ambienti del nord, per esempio, per fare seme, è sempre stata una strategia completamente sbagliata, perché già si arriva al momento delle fioriture in condizioni praticamente limitanti per quanto riguarda il discorso, per esempio, della produzione del seme. Quindi vedete come in questo caso c'è questa limitazione. Lo stesso, per esempio, le culture, in questo caso Fibranova, che invece è un'italiana, però chiaramente vedete quando viene allevata al sud, vedete a Catania, si comporta in modo molto strano per quanto riguarda la reazione al fotoperiodo. Praticamente vedete a Catania la cultura, questa Fibranova, determina, vedete, un accorciamento del ciclo, vedete gli asterischi con le lineette è il momento della fioritura, la linea è il periodo di fioritura, vedete praticamente un ciclo che è un ciclo neanche di 40-50 giorni, per cui Fibranova, che generalmente è una pianta dioica che viene coltivata per produrre biomassa e quindi fibra, vedete con questi cicli nel nostro Sud Italia non avrebbe praticamente senso. Quindi questo è il discorso importante per quanto riguarda avere varietà adattate ai nostri ambienti, e anche per i nostri ambienti sud, centro e nord occorrono delle varietà specifiche, proprio perché quelle che appunto sono oggi, diciamo così, soprattutto quelle straniere, potrebbero avere questi effetti. Concludo qui, lascio questo discorso della paglia. Ecco il discorso di una prospettiva anche di utilizzo, perché questa è una sperimentazione che abbiamo fatto noi, per quanto riguarda le paglie, gli obiettivi di individuare sempre nuovi prodotti innovativi e promuoverne la commercializzazione, perché la paglia, voi sapete, è un prodotto
che potrebbe creare problemi per quanto riguarda ad oggi il basso prezzo che spunta, le difficoltà di logistica per quanto riguarda i trasporti. Oggi esistono pochissimi centri di trasformazione a livello nazionale e quindi dover trasportare le paglie a lunghe distanze, la logistica determina questi aspetti. E quindi ecco la necessità di trovare nuove applicazioni. Oggi una possibilità potrebbe anche essere quella della destinazione bioenergetica per quanto riguarda la cultura, e in particolare la produzione di biogas negli impianti dei biodigestori. Questo l'abbiamo detto precedentemente o per scelta, oppure abbiamo visto che in alcuni casi dell'anno scorso, quando è piovuto tanto, la pianta è sfuggita al controllo. È sfuggita al controllo e ha superato quelle altezze che consentono una gestione normale della cultura per cui era stata fatta. Per cui a quel punto lì sarebbe stato opportuno, per esempio, invece di lasciarla in campo e non raccoglierla, trinciarla e destinarla ad impianti di biogas. In questo caso noi abbiamo fatto proprio questa sperimentazione, cioè abbiamo praticamente fatto in laboratorio quello che avviene negli impianti di biogas, cioè abbiamo messo in piedi un sistema che rileva e analizza i flussi praticamente di gas prodotti dalla degradazione anaerobica dei sostrati vegetali, e abbiamo verificato, vedete, che ammesso chiaramente la produzione di biometano, vedete, è espresso in litri per chilo di solido volatile. Solido volatile vuol dire praticamente la sostanza organica, perché noi si prende un chilo di prodotto, si mette in muffola a 500 gradi e tutto quello meno le ceneri, quello è solido volatile. Vedete la produzione. Chiaramente il mais è grazilato, è quello top, quello per cui, però questa ricerca è stata fatta anche per vedere delle alternative all'inselato di mais, perché l'inselato di mais sappiamo che è una cultura piuttosto impattante dal punto di vista ambientale, e quindi ecco abbiamo cercato di individuare altre colture che potessero essere più sostenibili e analoghe anche dal punto di vista del rendimento. Quindi abbiamo tentato di valutare l'arundo, vedete, con una raccolta in agosto, il miscanto, soprattutto le culture perenni, con la raccolta in agosto, e abbiamo inserito anche la canapa. Questo, come vedete, sono delle produzioni cumulate di biometano per unità di prodotto. Chiaramente manca l'altro dato, che è forse più importante, che è la produzione di biometano per unità di superficie di terreno. E quello per il momento non abbiamo potuto fare, perché per esempio nella canapa che ci è stata conferita da Alberto non avevamo le produzioni di unità di superficie, e quindi è un lavoro che poi insieme ad Alberto faremo e appunto valuteremo l'efficienza anche di questa pianta, per esempio per la produzione di finanziamenti contributi che abbiamo a disposizione, che in realtà non sono propri della canapa, ma sono anche coinvolgibili con la canapa. Sono finanziamenti comunitari, sono finanziamenti nazionali e sono finanziamenti locali e regionali. In primis, fra i finanziamenti comunitari è gioco forza citare gli ultimi regolamenti comunitari che hanno sostituito il regolamento 73, quello della PAC, dei contributi sostitutivi, ovvero sia il regolamento 1307, il 1305, che è quello del PSR, dello sviluppo rurale, e sono quelli che ci interessano in maniera diretta. Sono stati in realtà citati anche prima, quando qualcuno ha fatto la domanda: ma questa canapa può essere abbinata anche alla famosa PAC, per i contributi legati alla politica agricola. Ecco, allora possiamo notare, io non ve lo leggo, lo leggete voi con calma, semplicemente la nuova Milano. Allora possiamo notare come anche oggi il regolamento 1307 consente di abbinare, ricordiamo che il 1307, per chi è un po' esperto della materia agricola, il 1307 elimina totalmente i titoli posseduti dall'azienda agricola
al 31/12/2014. Quindi dal 1 gennaio 2015 i titoli della PAC non esistono più. Vengono riassegnati alle aziende agricole che avranno e avrebbero dovuto fare domanda entro il 15 maggio del 2015, prorogata al 15 giugno per la prima volta in assoluto, dalla next year in avanti, prorogata al 15 giugno del 2015. Quindi le aziende agricole, gli agricoltori che hanno fatto domanda di contributo entro il 15 giugno, quindi era forse, sì, hanno avuto, se avevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, hanno avuto diritto ad avere assegnato il contributo per la futura PAC, che avrà valenza dal 2015 fino al 2020 compreso. Fra le culture che era possibile abbinare c'è anche la canapa. Come nella versione precedente, la coltivazione della canapa deve essere, siccome è una cultura, come è stato giustamente ricordato, che può essere soggetta ad interpretazioni diverse, proprio a causa del cannabinolo, allora le culture, prima di essere seminate, vanno comunicate all'autorità